buona giornata, una buona domenica, ben ritrovati nei nostri studi, nello spazio riservato all'informazione regionale. Abbiamo la cronaca in primo piano con un bruttissimo incidente stradale avvenuto proprio questa mattina a Vicenza, tanta paura, siamo in via Anconetta, un automobilista ha provocato il sinistro, ha invaso la corsia di marcia, si è scontrato con un'altra automobile, scappato poi facendo perdere le sue tracce. È successo attorno alle 6 di oggi, si diceva, in viale Anconetta. La vettura ha sfondato anche la vetrina di un negozio d'acconciature e ha travolto una terza auto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli, hanno estratto dalla Yaris una persona che era rimasta incastrata nell'abitacolo, che è stata poi presa in cura dal personale del SUEM 118. Illesa la seconda persona a bordo dell'utilitaria. Da una prima ricostruzione pare che una Peugeot 207 che viaggiava, la state vedendo, infatti viaggiava verso il centro città, abbia invaso, si diceva, la corsia opposta, si è scontrata con la Yaris e poi ha proseguito la corsa fuori controllo e ha sfondato il negozio di parrucchiere, finendo poco più avanti contro una terza auto. Adesso caccia al conducente, che dicevamo è scappato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri. E carabinieri invece, del NORM di Torri di Quartesolo hanno arrestato in flagranza di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali dolose, danneggiamento aggravato e segnalato anche per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale un 19enne italiano residente in provincia, già noto alle forze dell'ordine. Questa mattina verso le 6 in via Olmo, siamo ad Altavilla Vicentina, assieme a due conoscenti è andato presso un chiosco che vende bevande, è riuscito a rubare 20 euro, ha cercato poi di impossessarsi anche del denaro contenuto nel registratore di cassa. Ovviamente il titolare del chiosco ha cercato di reagire, ma è stato pesantemente aggredito, colpito a calci e pugni dal giovane che poi è stato arrestato. Il 19enne è scappato, però è stato rintracciato e fermato a poca distanza. Per cercare di scappare dai carabinieri ha colpito pure i militari, causando loro lesioni, ha danneggiato la carrozzeria di una delle auto di servizio. I militari con non poca difficoltà sono quindi riusciti a bloccarlo, immobilizzarlo e dalla perquisizione hanno trovato i 20 euro che aveva appena sottratto, oltre anche a un quantitativo di hashish per uso personale. Insomma, è stato arrestato, accompagnato alla casa circondariale e adesso è in attesa appunto della convalida dell'arresto. Insomma, una mattinata decisamente movimentata per i carabinieri ad Altavilla Vicentina. Il Veneto è tra le regioni italiane con maggiore fedeltà fiscale. Sentiamo in che senso. Secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre, in Veneto nel 2018, ultimo anno in cui i dati sono disponibili, sono stati evasi più di 8 miliardi e mezzo di euro. Significa che per ogni 100 euro di gettito versato all'erario da cittadini e imprese, quasi 13 sono rimasti nelle tasche degli evasori. Ma se 8 miliardi e mezzo di euro di evasione fiscale possono sembrare tanti, in Italia è la cifra più bassa d'evasione dopo Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Lombardia. Insomma, rispetto al resto del paese, il Veneto ha un'evasione fiscale di dimensioni piuttosto contenute, si potrebbe dire in linea con la media dei principali paesi europei. In Veneto l'evasione fiscale sfiora i 9 miliardi di euro all'anno. In termini assoluti è una cifra sicuramente importante, ma se rapportata al valore aggiunto regionale la dimensione è molto bassa, è molto contenuta. Il Veneto infatti è tra le realtà dove la fedeltà fiscale è la più elevata d'Italia. Secondo il DEF, nel 2022 lo Stato incasserà quasi 40 miliardi di imposte e contributi in più rispetto all'anno scorso. Di questi almeno 5 saranno versati dai veneti. Si tratta di un incremento riconducibile in parte all'aumento dell'inflazione, secondo le previsioni circa il 6%. Insomma, è in arrivo la tassa occulta dell'inflazione e per questo, secondo la CGIA di Mestre, sarebbe auspicabile che il governo restituisse una parte di questo extragettito reintroducendo il fiscal drag. Per contrastare questa piaga sociale ed economica, oltre a intensificare l'attività di controllo e di contrasto nei confronti di chi evade, bisogna abbassare le tasse. Ad avvantaggiarsene sarebbe anche il fisco, che sicuramente incasserebbe di più. Insomma, bisogna pagare meno per pagare tutti.
Estorsione aggravata e continuata, metodi molto vicini alla criminalità organizzata, 3 persone sono state arrestate. Adesso voi lavorate per noi. Aggrediti e minacciati di morte per diversi mesi, nel mirino di 3 malviventi, il responsabile commerciale e l'amministratore unico di una società di consulenza aziendale con sede a Treviso. Questa notte è scattato il blitz dei carabinieri sotto la direzione della locale procura della Repubblica. 3 persone sono state arrestate con l'accusa di estorsione aggravata continuata. Un 54enne del Veneziano e un 51enne di Gorizia sono finiti in carcere, mentre al terzo complice, un 45enne del Trevigiano, è stato imposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Le indagini dei carabinieri di Treviso hanno messo in luce una realtà inquietante. Una infiltrazione violenta e ingiustificata in aziende di proprietà altrui da parte degli indagati, con metodi vicini a quelli usati dalla criminalità organizzata. Hanno messo in atto ripetute gravi minacce anche di morte e violenze fisiche a danno delle vittime e dei loro familiari se non avessero ottemporato a ingenti richieste di denaro. Nel maggio 2020, con la scusa di portare nuova clientela, i 3 avrebbero perpetrato un'ingiustificata violenta infiltrazione nelle aziende del gruppo. Prima hanno aggredito il responsabile commerciale della holding, percosso ripetutamente nel parcheggio della ditta. Poi si sono letteralmente impossessati delle aziende. Gli arrestati, con la scusa di recuperare una somma di denaro di un terzo soggetto, ora indagato, hanno letteralmente espropriato i legittimi proprietari delle aziende prese di mira e hanno agito come fossero i titolari, ordinando pagamenti e impossessandosi di qualunque cosa fosse alla loro portata. Non solo li costringevano a consegnare rilevanti somme di denaro, ma si sono appropriati anche di beni e autovetture di lusso, una decina intestate alle società in questione. Per mesi e mesi hanno obbligato i titolari e i dipendenti a subire la loro presenza giornaliera presso gli uffici delle ditte, un incubo per le vittime e i familiari, fino a questa notte, quando i 3 sono stati arrestati. Secondo gli investigatori, l'obiettivo degli indagati era quello di sfruttare al massimo le potenzialità dell'intera filiera societaria per ricavare a loro vantaggio elevatissimi guadagni e di avviarla poi al fallimento una volta svuotata del patrimonio. Il danno subito dall'azienda è stato quantificato in più di 1 milione di euro. L'estorsione è un reato odioso, soprattutto se commesso con modalità di particolare aggressività e durezza, afferma il presidente Luca Zaia. Mi complimento quindi con i carabinieri e con la procura della Repubblica di Treviso. La vigilanza delle forze dell'ordine è la maggiore sicurezza per le nostre imprese, che mantengono così il successo competitivo di un territorio, ha commentato invece il presidente di Union Camere Veneto, Mario Pozza. E un altro episodio, un nuovo episodio di violenza all'interno degli autobus, questa volta della MOM, e sono vittime 2 controllori. Altri 2 dipendenti MOM malmenati su un pullman del trasporto pubblico. È accaduto poco dopo le 9 a Conegliano, sulla linea 140, dove una donna sudamericana sui 30 anni che viaggiava con il figlio e il cane, entrambi piuttosto vivaci, alla richiesta di esibire il suo biglietto non solo non l'ha fatto, ma si è rifiutata di fornire le proprie generalità e infine si è scagliata contro gli accertatori, prendendone uno a calci e pugni e causando all'altro con un'unghiata un profondo taglio a un dito. Entrambi hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, ne avranno per 10 giorni. Dopo ci ritroviamo ancora una volta a commentare un fatto increscioso, l'ennesima aggressione a danno dei lavoratori MOM. In questo caso stiamo parlando di 2 agenti accertatori. Sono fatti incresciosi che si stanno succedendo sempre di più, e viaggiare alla media di 2 episodi al mese credo che sia una cosa intollerabile. Dopo l'autista aggredito con un coltello a Serramanico da un cittadino brasiliano a Nervesa, un nuovo grave episodio su cui ora stanno indagando le forze dell'ordine e rispetto al quale i delegati dei lavoratori sono mobilitati. A livello aziendale abbiamo già chiesto, dopo i fatti dei giorni scorsi, un incontro con l'azienda dove valutare tutte le operazioni, tutte le opzioni che si possono mettere in campo per risolvere queste problematiche. Stiamo ragionando anche di lavorare in sinergia con le forze dell'ordine per avere una risposta immediata. La proposta che abbiamo fatto sia come RSU, proposta portata avanti dalla FIT CISL, è quella di dotare gli agenti accertatori di body cam in modo da avere la certezza di inquadrare, di capire e di poter riconoscere gli aggressori. E aggressioni e litigi continui anche all'interno di un locale, movida violenta, siamo a Isola Vicentina.
Isola Vicentina, 5 giorni di chiusura è il provvedimento che è stato inflitto ad un bar del centro a seguito di numerose segnalazioni di cittadini e residenti giunte ai carabinieri di Malo. I militari avevano infatti raccolto una serie di denunce e lamentele avvenute all'interno e nei pressi del locale. Frequenti liti, furti e aggressioni hanno trovato riscontro anche nei controlli effettuati successivamente. Una situazione giudicata gravemente compromissoria per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il questore di Vicenza Paolo Sartori ha quindi ritenuto di sospendere la licenza rilasciata alla titolare dell'esercizio pubblico. Nel servizio che abbiamo visto poco fa si parlava proprio di dotazioni, di richieste di dotazioni di body cam. A Padova una maxi dotazione appunto di questo tipo di telecamere per la sorveglianza. Ne parliamo subito dopo la pausa. Focus TG, rieccoci in diretta. 150 bodycam per gli agenti della Polizia Locale di Padova. Serviranno per documentare reati, per documentare episodi di violenza e ovviamente tutte le violazioni che possono essere fatte. Si tratta tra l'altro della più grande dotazione del genere in Italia. Telecamera con luce verde in stand-by, rossa quando è in funzione. Sono queste le nuove bodycam in dotazione alla Polizia Locale di Padova, assegnate da subito agli agenti che operano su strada dopo adeguata formazione e in seguito a disposizione degli uffici per occasioni particolari. Si tratta di primi 40 dispositivi individuali assegnati dal altrettanto personale della Polizia di Prossimità e della Sicurezza Urbana, a cui faranno seguito nelle prossime settimane l'assegnazione degli altri 110 dispositivi. Tutto il personale che opera all'esterno sul territorio, nell'attività di controllo e presidio del territorio, indosserà questo dispositivo e lo utilizzerà. Un dispositivo di ultima generazione che sarà man mano aggiornato dall'azienda produttrice in base alle nuove tecnologie. Noi lo utilizzeremo come tutti evidentemente per questioni di polizia giudiziaria, esclusivamente per quello, e credo sia una grandissima garanzia di sicurezza sia per gli agenti ma anche per i cittadini. Sono degli strumenti molto sofisticati, riprendono circa 150 gradi rispetto al punto di visione appunto della telecamera, e questo ha anche una visione di insieme che si può fermare sia al particolare che anche a una visione di carattere generale. Il dispositivo deve essere utilizzato quando vi sono fatti che potenzialmente rappresentano un reato. Pensiamo alla situazione in cui un interlocutore aggredisce l'agente operante, piuttosto che situazioni in cui si manifestano situazioni di rissa, di aggressioni tra persone a cui l'operatore assiste, oppure anche nel momento in cui il nostro agente assiste al tentativo di furto di un velocipede piuttosto che il danneggiamento di una struttura pubblica o privata. I presenti saranno avvisati dagli agenti in caso di azionamento della telecamera. Tutti i dati saranno decriptati solo da un apposito software fornito dall'azienda al comando di polizia locale. Uno strumento a servizio dei cittadini che godranno di una maggiore tutela e degli agenti che avranno una maggiore responsabilità nell'utilizzo, chiamati al rispetto del codice deontologico. 30 lo scorso anno, ricorda il comandante, le denunce presentate per resistenza e oltraggio nei confronti degli agenti in servizio. Voltiamo pagina, tematiche economiche, il caro dell'energia, i costi delle materie prime che sono aumentati in maniera importante stanno mettendo in ginocchio tutto il settore dell'agroalimentare. Caro carburanti, lievitano le materie prime, l'intera filiera agroalimentare fa i conti con l'impennata dei prezzi che vanno dai costi dell'energia elettrica raddoppiata a quelli per l'alimentazione degli animali come mais e soia. Gli amministratori spingono la politica centrale a compiere scelte drastiche. L'Italia è indietro anni luce per quanto riguarda il settore energetico. Veniamo da 20 anni dove non è stato fatto assolutamente niente per il settore energetico in maniera di creare un'Italia indipendente. Siamo dipendenti da tutto e da tutti, quindi dobbiamo invertire completamente la rotta e facendo scelte drastiche.
A stringere i denti nell'emergenza ci sono i produttori consorziati nel caseificio di Ponte di Barbarano, uno dei presidi economici di riferimento del Basso Vicentino. L'energia noi possiamo dire che a livello caseificio è aumentata di un 40%, a livello aziendale le nostre aziende socie di un 50%, senza calcolare il raddoppio del gasolio per i lavori agricoli che è passato dai 0,70 agli 1,50. La cooperativa è molto vicina alle aziende socie, ha aumentato in questo periodo l'acconto mensile del latte per sostenere le nostre aziende perché sono veramente in crisi. Le nostre aziende che danno la vita a tutti noi, voglio dire, hanno bisogno di sostegno. Alle problematiche dei rincari si aggiungono quelle legate alla burocrazia, rileva il presidente dello storico caseificio vicentino a 100 anni dalla sua fondazione. Soprattutto la sburocratizzazione del sistema, perché noi preferiamo lavorare di più un'ora in stalla che lavorare con la burocrazia. So benissimo che la burocrazia ci deve essere perché c'è la tracciabilità di sicurezza alimentare, però ci sta uccidendo. E senza dubbio i venti di guerra che arrivano dall'Ucraina stanno portando pesanti disagi, pesanti momenti critici anche per il settore, ad esempio, del mobile. Sopravviverà. Non dimentichiamo che questo è un settore non ad alta tecnologia. Di conseguenza sopravviverà se c'è alta creatività e alta artigianalità. Il soggetto è il settore del mobile trevigiano. Il commento è da parte di uno storico imprenditore del settore con clienti solo all'estero. Dall'alto dei suoi 80 anni vede lungo Fioravante Piovesana sul futuro delle nostre fabbriche e i relativi posti di lavoro. Ci accoglie nel cuore della sua azienda, il magazzino vendite. Per un'impresa come la nostra, che esporta il 100% e che ha una discreta fetta di fatturato nei paesi, in Russia, in Ucraina e in tutti i paesi russofoni, la guerra evidentemente ha e avrà le sue conseguenze. Un mercato che vale 3 milioni di euro e che solo per l'Ucraina ora è azzerato. Discorso diverso per il mercato russo e relative sanzioni. Certamente dipenderà molto dalla valuta e dipenderà da quanto l'uscita di tante aziende importanti multinazionali dal territorio russo inciderà sul livello di vita e quindi sull'occupazione russa. Ma quello che non sta passando è che anche gli altri mercati orientali sono congelati. Quelli hanno praticamente drasticamente ridotto la loro attività commerciale, almeno nel settore del mobile, almeno del 60%. In questo scenario, guardando al mobile, Fioravante lancia un vero e proprio allarme economico-sociale per l'Africa. Ci chiediamo, con lo stop di queste esportazioni di alimentari, che cosa succederà nel continente africano nei prossimi anni? E in questo scenario per Piovesana non c'è scelta. Se riesce a recuperare, a mantenere e recuperare la tradizione artigianale di qualità e di creatività che ha sempre caratterizzato il mobile italiano, sopravviverà. Se ci rimbocchiamo le maniche come sempre e guardiamo con un attimo di fiducia, credo che si possa anche esprimere una punta di ottimismo come sempre. E a proposito di guerra in Ucraina, ha rischiato davvero la vita un bimbo di 11 anni che è stato operato in extremis all'ospedale di Padova. Il bambino ha tenuto questa scheggia nel suo collo per circa un mese. E questa è la scheggia di mortaio rimossa a pochi centimetri dal cuore di Kirillo, bambino ucraino di 11 anni, grazie a un intervento di 6 ore eseguito dall'equipe dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia pediatrica dell'azienda ospedale Università di Padova. A guidare il team chirurgico Vladimiro Vida. Però fortunatamente siamo riusciti a estrarre la scheggia senza aver complicanze e abbiamo ridotto questa raccolta di sangue che era in espansione, che poteva ovviamente portare a una sofferenza del paziente. La chirurgia è stata esente da complicanze, per fortuna, la notte è passata bene, il paziente è già estubato, ha già parlato con il padre, è in buone condizioni, penso che dopo un paio di giorni di osservazione lo rimanderemo in reparto. È stata la ricostruzione in 3D delle strutture anatomiche a permettere all'equipe di studiare l'intervento passo passo. I medici sono fiduciosi che Kirillo, accompagnato
accompagnato in Italia dal papà e da una zia, si riprenderà nonostante per un mese abbia vissuto con un'emorragia al collo, rischiando la vita in ogni momento. Una chirurgia di guerra che Padova si prepara ad affrontare per dare una speranza a tante persone come Kirillo, che sotto quel colpo di mortaio ha perso la mamma e un cuginetto. Per fortuna noi non siamo abituati a questo tipo di chirurgia, ma dovremmo abituarci, perché effettivamente stanno arrivando in particolare appunto da queste zone di guerra dell'Ucraina delle situazioni molto particolari, molto pesanti, come quella che è stata appunto illustrata, e Padova è pronta ad accogliere queste situazioni. E noi ci separiamo per qualche minuto. Focus TG, siamo tornati in diretta, diamo uno sguardo, così ne approfittiamo, al report inviato da Azienda Zero. Vediamo com'è la situazione delle ultime 24 ore per quanto riguarda i nuovi contagi Covid e appunto nell'ultima giornata se ne registrano 4.891. Andando a vedere invece la situazione all'interno degli ospedali, bene, perché sia in area non critica che in terapia intensiva c'è un segno meno, quindi vuol dire che sono usciti pazienti, nello specifico 9 pazienti sono usciti dall'area non critica e un paziente è uscito dalla terapia intensiva, quindi molto bene questi dati. Restano oggi ricoverati positivi 598 persone in area non critica, 15 persone in terapia intensiva. Sempre insomma il numero purtroppo che quello che scuote di più è quello legato ai decessi, sono 3 persone che nelle ultime 24 ore non ce l'hanno fatta, hanno perso la vita. Per quanto concerne invece la situazione delle vaccinazioni, allora andiamo a vedere anche in questo caso la tabella, 3.088 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore. 76 sono prime dosi, 299 sono i cicli completati, 2.713 le varie dosi booster, le dosi addizionali. Per capirci, il totale delle persone vaccinate in Veneto è pari a 11.6.628 e diamo sempre il dato della percentuale delle dosi somministrate in base alle dosi fornite, che è pari al 95,7%. A proposito di pandemia, le pandemie ci saranno, dobbiamo prevenirle, essere preparati ad affrontarle, così il virologo di fama internazionale Giorgio Palù, che adesso tra l'altro è anche presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Magari questa pandemia o questo virus meglio rimarrà con noi per lunghissimo tempo, come è successo con gli altri coronavirus, tutti provenuti dal mondo animale. Quindi avremo a che fare magari questo autunno e a quell'ora avremo anche dei nuovi vaccini. Una circolazione virale in calo, seppur lento, che secondo le previsioni dovrebbe scemare con l'estate per ritornare con l'autunno, quando verosimilmente la cosiddetta quarta dose, ora solo per over 80 ospiti delle RSA e fragili, sarà estesa con un vaccino aggiornato al resto della popolazione. Il virologo Giorgio Palù, ora presidente dell'AIFA, è intervenuto con una lectio magistralis al convegno La pandemia vista con gli occhi di... Avremo sicuramente dei vaccini almeno bivalenti, quindi contro le varianti prevalenti, per fare un vaccino universale pan-coronavirus che ci protegga da tutti i coronavirus, almeno del genere beta. Per questo ci vorrà un po' più di tempo. Di certo, ha detto il professor Palù, abbiamo imparato che questa non sarà l'ultima pandemia e ciò rende necessari investimenti sulla virologia. Perché possiamo prevenirle queste pandemie? Noi stiamo creando un ambiente sempre più ostile per gli animali selvaggi che albergano un'infinità di virus e quindi alterando delle nicchie ambientali portiamo questi virus vicino a noi. La lezione del virus in questi oltre 2 anni di pandemia riguarda anche il sistema sanitario, con un necessario potenziamento della telemedicina, della medicina territoriale e di investimenti nella ricerca di base e farmaceutica. Quindi il PNRR deve investire in questo. Come nella medicina territoriale, nella medicina digitale è utile avere il cosiddetto fascicolo elettronico nella nostra carta d'identità, in modo che sappiamo quando si fa la diagnosi che il medico
di medicina generale può prescrivere terapie, può farlo subito e in tutta Italia è noto il nostro fascicolo. E in questa Lectio Magistralis tenuta proprio dal virologo Giorgio Palù ci sono stati anche momenti di forte commozione tra gli studenti, quando è stato soprattutto proiettato un video in cui venivano proprio proposti i medici, gli infermieri in prima linea durante questi 2 anni di Covid. E devo dire la cosa più angosciante è stata vedere una generazione di pazienti che hanno fatto questo paese, che se ne sono andati. Un video toccante che ha ripercorso gli ultimi 2 anni, dal dramma iniziale di una pandemia che si è abbattuta come uno tsunami sugli ospedali, alla campagna vaccinale, alla fase odierna di convivenza con un virus che comunque nei primi 3 mesi del 2022 ha mandato in terapia intensiva a Treviso 137 persone ed un sistema sanitario che si sta riorganizzando. L'organizzazione territoriale è stata compensata nel periodo della pandemia con l'utilizzo di medici USCA. Oggi dobbiamo riprendere un po' questo filo di Arianna con la medicina in famiglia e cercare in qualche modo di fare una rete stretta. Come? Sostanzialmente io credo lavorando molto con la telemedicina, il teleconsulto e con gli specialisti e poi cercando di supportare i medici di medicina generale come? Con una segreteria e soprattutto con i medici, con gli infermieri di famiglia che potrebbero essere coloro che poi vanno a fare le visite a domicilio e gestire casomai i pazienti che sono a casa con la positività. La Regione del Veneto ha provveduto alla prima stesura del piano pandemico 2021-2023 che sarà continuamente aggiornato. Riusciremo, spero, ad avere tutte le componenti pronte ad affrontare eventuali altre pandemie, ma le sfide sicuramente non sono finite. Io come prevenzione spero che ci sia un rafforzamento anche della prevenzione, perché se non rafforziamo la prevenzione non ci saranno ospedali a sufficienza per poter curare. Quindi io credo che attraverso un'integrazione fra la prevenzione, il territorio e poi la parte ospedaliera si riuscirà a fronteggiare quello che sarà il futuro. E parlando proprio di prevenzione invece pratica tra la gente, l'elemento che appunto figura ed emerge è quello della mascherina che tutti quanti siamo costretti a indossare per tutelare noi stessi e il prossimo. Ovviamente adesso dal 1° maggio pare che cessi l'obbligo di indossare la mascherina, ci sono alcuni distinguo ad esempio nei mezzi pubblici, adesso da capire come il governo si esprimerà proprio al proposito, ma abbiamo chiesto ai bassanesi se la sentono di togliere così in maniera totale la mascherina e pare non siano molto convinti. Sentiamo. Adesso non sono pronta di togliere la mascherina. Chiuso no, all'aperto magari sì, se non c'è troppa confusione, ma chiuso. Andiamo a vedere come va l'estate. Per il momento. Poi ci penseremo. Vediamo, in autunno ci si ripensa. Signora? Sì, lo stesso, anch'io sto attenta, sto ancora attenta. È meglio. Sarebbe pronto quindi a toglierla? Sì, sì. In ogni modo per camminare in mezzo alla gente così è meglio tenerla, insomma. Con molta attenzione, perché mi sembra che questo virus non sia per niente scomparso, anzi ci sono persone fragili, quindi un po' il buonsenso delle persone, non so fin dove arriva il buonsenso perché molti hanno la voglia di toglierlo, però rischiamo anche, quindi con molta attenzione, io sarei ancora un po' cauta. Ai bambini sulle scuole cercherei di pensare perché tutto il giorno un bambino con le mascherine addosso penso sia un sacrificio grosso. Dentro i posti chiusi no, cioè fuori sì, ma dentro ai posti chiusi no. Magari se liberassimo un po' di più libertà di queste mascherine, più libere anche nei locali e tutto, insomma. È sicura? Vengo perché ho visto che intanto ho meno raffreddore, meno tosse rispetto agli altri anni e quindi penso di andare avanti a tenerla, almeno quando sono in casa, no naturalmente, ma... No, viva la libertà! Chi vuole se la toglie, chi vuole se la tiene. Non siamo fuori ovviamente dal problema, anche se si è molto attenuato. Quindi in certi ambienti chiusi, dove non c'è aerazione, non c'è possibilità di ricambio serio, la mascherina va conservata.
Il Covid, la pandemia ha messo uno stop a tante iniziative, a tante attività, ad esempio le adunate delle penne nere che proprio oggi sono ripartite, ricominciate da Mussolente. Si è svolta infatti, si sta svolgendo proprio in questi minuti, sta concludendo l'adunata sezionale degli alpini dell'Ana Montegrappa di Mussolente a Mussolente. Vi mostreremo tutte le immagini nei nostri telegiornali di questa sera, sentiremo proprio le emozioni di questa ripartenza, di questo ricominciare davvero a trovarsi e condividere insieme insomma proprio queste cose semplici dello stare assieme, si diceva. E intanto però facciamo un passo indietro, perché ieri proprio a Mussolente, al cimitero, si è svolto un momento molto molto toccante. Un momento carico di emozione, quello vissuto a Mussolente in occasione della sepoltura con tutti gli onori del caporal maggiore Giuseppe Nannicini, originario di Prato, morto il 18 agosto del 1918 nell'ospedaletto 309 di Mussolente e dimenticato per oltre 100 anni nel cimitero del comune vicentino. Fante del 19° Reggimento Artiglieria da Campagna, dopo aver lasciato la Toscana arrivò in Veneto e combatté sul nostro Montegrappa durante il primo conflitto mondiale. Lui fu uno dei tanti, troppi giovani che persero la vita in guerra per la nostra libertà. Un esempio che riporta a un'assunzione di responsabilità. Questa responsabilità deve essere per noi quello che ci guida quotidianamente per i nostri cittadini. Per noi essere qui vuol dire ripensare alla sua vita, una vita quasi interamente dedicata di fatto allo sforzo bellico, e renderci conto di quanto siamo fortunati noi, che abbiamo a questa età, che non abbiamo mai conosciuto una cosa del genere. Sicuramente questo ci spinge anche, nel momento in cui l'Europa torna a parlare di guerra nei suoi confini, a ribadire il valore non solo della memoria ma anche dell'affermazione delle ragioni della pace in questo continente che per 70 anni ha saputo mantenerla. La sua sepoltura arriva in occasione della 3 giorni dedicata all'adunata sezionale degli alpini misquilesi, la conferma di un senso di comunità e fratellanza. Siamo in tanti, siamo soprattutto tutti fratelli, come diceva Giuseppe Ungaretti con la sua poesia, fratelli di quale reggimento siete, perché sia pur con il distinguo di appartenenza d'arma, alla fine siamo comunati tutti quanti. Come è proprio abitudine del Fante quello di essere tutti assieme, essere una comunità unica, per rendere onore a un Fante speciale, un ragazzo che ha dato la sua vita qui per fare l'Italia, per fare gli italiani, per donarci una comunità nazionale libera, indipendente e assolutamente democratica. Viva Giuseppe Nannicini, viva lui, presente. E a proposito di alpini, il centenario delle penne nere di Vicenza, è stato commemorato il luogo dove venne fondata la sezione Ana Monte Pasubio. Esattamente qui, 100 anni fa, gli alpini di Vicenza fondarono in questo edificio in Contrado Rode la sezione berica delle penne nere. Un prestigioso anniversario, il centenario, che verrà celebrato con una lunga serie di appuntamenti. E ufficialmente è già iniziato qualche mese fa con il conferimento della cittadinanza onoraria al 9° Reggimento Alpini e con attività che sono già state svolte in questo periodo. Adesso noi concretizziamo in questo momento, proprio sanciamo il momento del centenario, che ci accompagnerà per i prossimi mesi fino alla sfilata finale del 6 novembre 2022, dove faremo una bella sfilata qui nel centro storico di Vicenza. Il 22 aprile del 1922 i nostri padri fondatori qui firmarono e sancirono quello che è il collegamento con la città degli alpini fra la gente e per la gente. Una prova generale dell'adunata nazionale che nelle intenzioni della sezione Monte Pasubio vuole riportare in città nel 2024. La provincia di Vicenza, con le sue 5 sezioni complessive presenti, è la più alpina d'Italia. L'adunata nazionale qui manca da oltre 30 anni. L'amministrazione comunale ha già messo a disposizione 600.000 euro. Noi stiamo già lavorando da anni per riuscire a riportare qui a Vicenza, nelle nostre terre, nei nostri monti, nelle nostre città, riuscire a riportare l'adunata. Il gruppo di lavoro già si è incontrato, abbiamo già tutte le carte in regola e la documentazione pronta, l'amministrazione ci è vicina in maniera
maniera sostanziale, e quindi diciamo che da questo punto di vista li vogliamo qua gli alpini, poi decideranno. Centenario della sezione di Vicenza, e quindi siamo contenti di iniziare da qui, dal centro storico dove fu fondato il gruppo di Vicenza. Ci sarà l'occasione anche di ricordare questo momento in occasione della sfilata dell'8 maggio, in particolare a Rimini, dove porteremo la bandiera di Vicenza in rappresentanza anche di tutti i vicentini, perché la bandiera di Vicenza è importante proprio per la doppia medaglia d'oro al valor militare, quindi un momento importante di celebrazione del gruppo Alpini naturalmente vicentino, ma anche per ricordare ciò che è stato Vicenza nella storia, soprattutto per le 2 medaglie d'oro. E domani 25 aprile, quindi un lungo ponte che può essere davvero un segno positivo per le città d'arte come Bassano del Grappa. È appena passata la Pasqua, adesso ci sarà il 25 aprile, la festa della liberazione, una giornata molto importante per tutti gli italiani che quest'anno cadrà di lunedì, quindi un'occasione anche per le città per ripartire. E anche Bassano, tra turismo, commercio e ristorazione, proverà a confermare i numeri positivi della Pasqua. Si può dire una conferma, perché dopo Pasqua e Pasquetta speriamo bene. Oggi siamo partiti un po' in sordina perché il tempo è un po' così e così, ma mi sembra che stiamo andando bene. Siamo venuti qui in Piazza della Libertà e come vedete alle mie spalle tantissime persone che stanno passeggiando per la città. E tra loro anche tanti turisti. Siete qui a Bassano di passaggio? Sì. Vi piace? Molto, abbiamo portato le bambine che non l'avevano mai vista. Arriviamo dalla provincia di Milano. Ne approfittate di questi giorni? Sì, perché visto che siamo qua per dare una mano alla famiglia, ci siamo concessi un fine settimana, almeno rivediamo questo luogo, facciamo una passeggiata e niente, insomma ci godiamo queste belle zone. Andiamo a vedere gli alpini domani e poi torniamo già a casa, siamo solo 2 giorni. Mio marito ha fatto il militare da giovane, per cui viene qua molto volentieri. Il ponte poi è favoloso, il ponte di Bassano. Noi siamo di Milano. Che cosa le piace la città? Stavamo a te, cosa ti piace? Mi piace il ponte, mi piace i negozi fatti bene, mi piace la gente che gira, c'è un'aria che a Milano non c'è. E bassanesi invece questo ponte lo passeranno per lo più in famiglia e passeggiando tra la natura. Di lavorare in casa perché ho sempre una famiglia molto impegnativa e quindi faccio spesso pranzi, si sta un po' in famiglia, qualche passeggiata nei colli di Bussolente perché io sono di Bussolente e stop, insomma, un po' di relax e finalmente all'aria aperta senza mascherina e si ritorna un po' alla vita. A Bassano passeggiare? Sarò in famiglia, sì, no, niente di particolare. In ogni caso il Ponte Vecchio di Bassano piace sempre davvero tanto ai turisti che visitano e scoprono la nostra città d'arte. Prima dei saluti ricordo l'appuntamento questa sera con il Grande Cinema, perché a grande richiesta torna alle 21:20 il film La storia di una monaca con una splendida Audrey Hepburn. E questo è davvero tutto, grazie per averci seguito, una buona giornata, arrivederci.